Non pensavamo di trovare una bella chicca. Complimenti a chi ha organizzato questo bel presepe. Suggestivo, molto particolare, proprio sembra di ritornare di nuovo ai tempi antichi, veramente bello, carino. Complimenti a chi l'ha organizzato. È sempre un piacere tornare qui a mondo aperto. Io vivo a Savona, sono cresciuta e nata qua in Sicilia e vedere questo bel presepe tutti gli anni ci fa, il cuore si apre, siamo contenti e spero che anche chi è venuto a trovarci è rimasto contento. Benvenuti allo street food del presepe di mondo aperto. Sì, siamo alla 13ª edizione, è stata un'edizione veramente emozionante perché eravamo molto fiduciosi, perché abbiamo avuto subito la sensazione che il presepe fosse ancora più bello degli altri anni, però il numero di persone che sono venute a visitarlo è stato veramente straordinario. E poi per quanto riguarda il consuntivo, che vi devo dire, a giudicare dai giudizi che leggiamo online è stato un grandissimo successo, un grande successo che ci spronerà a fare sempre meglio. Abbiamo delle idee nuove per il prossimo anno. A parte le cose che avete visto, quest'anno mi preme ricordare la prima edizione del premio Radici di Sicilia. Abbiamo premiato quest'anno Giovanni Moscato, che è stato un artista poliedrico, figlio di questa terra, che ha dato tanto a questa terra. Poi voglio ringraziare per ultimo, ma non per ultimo, ma per importanza, forse sono le prime, questo grandissimo esercito di persone che incontrate per la strada, che hanno contribuito a costruire questo presepe, a renderlo bello, a renderlo interessante. E questo lo voglio veramente ringraziare tutti a uno col cuore, perché mi danno ancora di più la forza e l'emozione di andare avanti.